Scendono di qualche migliaio nelle ultime 24 ore i contagi Covid in Veneto, 19.820 rispetto ai 24.312 di ieri, un dato che porta il numero complessivo degli infetti da inizio pandemia a 1.083.850. Sempre alto il numero delle vittime, 36, per un totale di 13.044 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto. Sul fronte ospedaliero si segnalano 1.854 più 24 pazienti in area medica e 189 meno 5 in terapia intensiva. La curva dei positivi in regione è in netta discesa, come a Padova, dove si contano 1.478 contagiati in meno rispetto alla scorsa settimana. Interessante notare nel report settimanale diffuso dall'azienda ospedaliera di Via Giustiniani il confronto temporale dei contagi. Se l'incremento giornaliero il 26 gennaio del 2021 era di 64 unità, oggi il delta da un giorno all'altro sale in modo esponenziale a 3.614 casi. Un anno fa avevamo rispetto adesso molte poche positività, però avevamo nel contempo ricoveri, tanti ricoveri e ricoveri complessi. Adesso abbiamo invece tante positività, sia come dato complessivo sia come nuovi casi, perché siamo passati da decine di nuovi casi di un anno fa a migliaia di casi di adesso, però abbiamo meno ricoveri e meno casi complessi rispetto a quelli di un anno fa. Quindi veramente è cambiato il quadro clinico della malattia. Rimane alto il numero dei ricoveri per Covid, anche se l'incidenza dei Covid per caso, che entrano in ospedale per altri motivi e poi si ritrovano positivi, è ancora sensibile. In data odierna, in ospedale a Padova si registrano 172 ricoveri, prevalentemente nell'area geriatrica. Tra il personale medico sono in 415 contagiati, soprattutto infermieri, e 185 i sospesi. Siamo attorno alle 550 unità che appunto non sono presenti nell'ospedale al lavoro, quindi pesa naturalmente sul lavoro dei colleghi, che si devono sobbarcare anche il lavoro appunto di queste persone. Al momento sono 2 le terapie intensive impegnate per Covid a Padova, la rianimazione centrale e quella del Sant'Antonio. In terapia intensiva dei 26 ricoverati attualmente, 8 sono vaccinati e 18 non vaccinati, ma è un dato di fatto che finora in rianimazione a Padova non sono finiti coloro che hanno effettuato la terza dose. Uno che ha fatto le 3 dosi, questo non è un paziente che noi riteniamo che abbia la stessa situazione rispetto a quello lì che non è vaccinato e viene a finire invece che è giovane e sta bene, viene a finire da noi con la polmonite devastante da infezione da Covid. Il nostro compito non è quello di giudicarlo, di farli sentire, di colpevolizzarli per essere venuti in terapia intensiva e non essere vaccinati. Non è questo il nostro compito, noi cerchiamo di fargli capire che il nemico da combattere non sono i sanitari, che invece sono lì per aiutarli, ma il nemico comune da combattere è il virus. L'umanizzazione della cura è un elemento fondamentale per chi opera quotidianamente in terapia intensiva e lì non c'è differenza tra negazionisti Novax e vaccinati, ma l'aspetto fondamentale è che chi tra i pazienti sta anche solo qualche settimana in terapia intensiva per Covid, soggetti che magari prima del virus erano sani, soggetti anche giovani, ne esce davvero devastato. La ripresa può essere lunga e difficile. Quando più il paziente arriva in condizioni precarie all'inizio o ha altre problematiche associate o un paziente soprattutto se è un po' più avanti con gli anni, la capacità di ripresa può essere condizionata da tutta una serie di queste variabili che ho detto e quindi può essere un recupero molto lento. Poi ci sono pazienti che ci mettono, soprattutto quelli che stanno diverse settimane in rianimazione, ci possono mettere anche mesi a recuperare.